Allora, abbiamo parlato innanzitutto della questione delle conseguenze e ripercussioni della siccità. L'altro grande problema, Maurizio Antonini, direttore CIA Veneto, è l'energia elettrica e i carburanti comunque. Il gasolio agricolo, questo un po' come premessa per spiegare a quanti ci hanno scritto che costerebbe di meno, ma lei ci spiega anche quanto. Continua la solita storia, soldi agli agricoltori, invasi i bacini di raccolta, mai. Oltre a ciò quest'anno meno produzione per siccità, ma prezzi prodotti agricoli triplicati. Allora, continuiamo così? Assolutamente speriamo di non continuare così, perché oggi ogni 10 aziende agricole, un tempo temporale molto limitato ne chiude una. Per quanto riguarda le aziende zootecniche è una situazione di una gravità estrema, e quindi lo diciamo sempre, lo dice tutte le organizzazioni agricole: quando chiude un'azienda agricola chiude un territorio, un ambiente, un paesaggio, cioè gli agricoltori riescono a fare tutto ciò. E oggi le aziende zootecniche, soprattutto le aziende lattiero-casearie, ma anche le aziende di allevamento, sono in grosse difficoltà e stanno chiudendo perché non hanno più redditività e si indebitano in maniera enorme con gli istituti bancari. Quindi ecco, su questo dobbiamo stare molto attenti e cercare oggi di salvaguardare le nostre aziende agricole per quello che chiaramente siamo in grado di fare con quei pochi quattrini che oggi ci arrivano, insomma, ecco. Quindi la valorizzazione dell'agricoltura non può non passare anche dal fatto di una serie di contributi alle aziende agricole, ma perché l'azienda, oltre a produrre un prodotto, è anche custode del territorio, e quindi ecco, su tutto quanto questo, il paesaggio ed altro, penso che sia un valore aggiunto a dare agli agricoltori, e quindi ecco, quando si parla di agricoltori si parla di tutto questo, quindi cerchiamo di fare le politiche per dare la possibilità alle aziende di sopravvivere in questi territori bellissimi che è la pianura veneta e le montagne venete. L'impatto dell'aumento degli energetici, e allora facciamo una distinzione tra gasolio per autotrazione e gasolio agricolo, che anche questo ha avuto un rincaro, se non erro, perché alcuni dicono costa meno, però mi sa che è stato rincarato, e poi l'energia elettrica che servirà per le serre. E poi anche il florovivaismo mi pare che ne risente molto. Sì, guarda, ci sono molti settori che oggi, settori agricoli, energiferi, che producono tanta energia, che richiedono tanta energia, anche le stesse stalle per la mungitura o per mantenere un benessere animale ad un elevato grado di salubrità. Però chiaramente anche le serre, chiaramente anche tutte le altre imprese agricole, anche fungine, eccetera. Oggi abbiamo un grosso problema energetico, lo abbiamo su tutti i settori, in agricoltura ancora di più, sia per quanto riguarda le autotrazioni, quindi per quanto riguarda i trattori agricoli, sia anche per il riscaldamento e per la funzionalità delle nostre aziende. Abbiamo necessità di fare interventi importanti sui tetti delle nostre stalle per il fotovoltaico, in maniera tale da approvvigionarsi con un'energia rinnovabile, ma anche ad basso costo, ma soprattutto abbiamo la necessità che in questo caso il PNRR deve intervenire per dare la possibilità alle aziende di approvvigionarsi di un autoconsumo della propria energia, deve dare la possibilità anche a queste aziende in cui vi è la possibilità di mettere sui tetti i pannelli fotovoltaici, anche di vendere questa energia. Oggi questo non è possibile. Se si vuole percepire i fondi all'interno del PNRR, le aziende hanno solo la possibilità di accedere solo per l'autoconsumo aziendale. Questo secondo me è una norma, secondo noi, secondo CIA Agricoltori Italiani, ma secondo anche le altre organizzazioni agricole, è una norma che si deve assolutamente cambiare, in quanto oggi noi abbiamo la possibilità di vendere anche questa energia, di non compromettere tra l'altro i terreni, ma compromettere solo i tetti delle nostre aziende agricole. Ma adesso vediamo proprio, c'è il primo messaggio. Buongiorno, valorizzare i prodotti veneti è un obbligo morale e mi piacciono tanto i mercati agricoli a chilometro zero. Il nostro telespettatore ha perfettamente ragione. Lei sa che le nostre organizzazioni agricole sono presenti su tanti territori comunali
e provinciali. Chiaramente questa è una risposta che noi dobbiamo dare ai consumatori. L'altra risposta è comunque la vendita diretta. Le nostre aziende agricole hanno la possibilità anche di vendere direttamente a casa loro i loro prodotti, e allora anche su questo cerchiamo di valorizzare le nostre aziende presenti nei territori, che oltre ai mercati possono vendere direttamente a casa loro i prodotti di propria produzione. Quindi valorizzare i prodotti agricoli vuol dire passare proprio a chilometro zero e quindi vendere i nostri prodotti in una filiera molto corta, dal campo alla tavola. Esatto, però se appunto è possibile mettere questi pannelli fotovoltaici sperando nelle autorizzazioni rapide, perché per i privati, molti privati sono ancora in attesa della famosa autorizzazione, quindi tutto a rilento, vabbè, e soddisfi completamente l'esigenza dell'agricoltore, tanto che dici no, di più potrei anche venderla, però non la vendi, soddisfi completamente, quindi abbatteresti i costi elettrici che sono alti anche per le stalle e tutto. Assolutamente. Quindi sì. Bisognerebbe essere un po' spronare gli agricoltori a fare questo tipo di investimento. Sì, intanto chiariamo che questo investimento è sempre un investimento al 50-60% di finanziamento proprio aziendale, quindi non è del tutto gratuito, però è anche vero che questi finanziamenti che vengono su un business plan che in 4-5 anni un'azienda agricola può risimulare i soldi spesi per quanto riguarda quindi bisognerebbe farli, costi. Insomma. Sì, assolutamente sì, noi oggi valorizziamo molto questo tipo di lavoro, sono stati aperti oggi i primi bandi, verranno aperti anche nei prossimi anni. Il PNRR prevede circa 1,5 miliardi di euro per impianti di questo tipo per le imprese agricole. Sono già circa 5.000 le domande che sono state presentate a livello nazionale e quindi pensiamo che sia una prima risposta alle aziende aziende energifere che consumano molta energia, e dare la possibilità alle nostre aziende di intervenire su questo. Però se si cambiasse anche la norma, dare la possibilità alle aziende non solo della produzione propria ma anche la vendita, penso che questo possa essere un ulteriore vantaggio per tutta la comunità e un ulteriore vantaggio anche per le nostre imprese. Florovivaismo stavo chiedendo prima, perché c'è stato anche lì un grido d'allarme di questo settore, proprio per l'aumento degli energetici, dicendo che sarà una delle abitudini degli italiani che verrà via più meno, perché i costi devono aumentare necessariamente, sono già in parte aumentati, proprio perché non riescono a mantenere le serre, insomma, sono estremamente onerose, e anche l'importazione peraltro dei fiori. Com'è che va quest'ambito? Ed è rilevante per il nostro territorio regionale? Per il nostro territorio abbiamo alcuni distretti molto importanti, a Loria, ma anche qui a Saonara, a Padova, sono distretti molto importanti del florovivaismo. Il florovivaismo è un'attività importantissima per il settore agricolo veneto, oggi è in difficoltà, compreso anche insieme a altre aziende. Soprattutto vi è la necessità anche di produrre un prodotto che abbia un costo inferiore rispetto ad oggi, ma purtroppo, come lei ha ben detto, i costi di produzione di prodotti di florovivaismo ha un valore altissimo, in quanto anche molto spesso queste piante sono all'interno delle serre, e quindi le serre devono essere riscaldate, devono avere tutta una loro manutenzione e quindi hanno un costo elevato. Quindi il florovivaismo oggi vive uno dei momenti più gravi di crisi all'interno del proprio comparto. Addirittura, che non se ne parla tanto. E anche i fertilizzanti, no? Che sono aumentati, ma anche quelli che riguardano questi ambiti. Guardi, i fertilizzanti, l'urea è quasi introvabile. Sono argomenti tabù. Sì, i fertilizzanti, l'urea è quasi introvabile. Ma perché? Non riesco a capire. Perché? Cosa è successo? Purtroppo l'urea è uno di quei prodotti che vengono dai paesi dell'est, soprattutto dall'Ucraina e dalla Russia, e quindi nel momento in cui vi sono chiuse le importazioni, non tanto dall'Ucraina chiaramente, ma loro non possono produrla, ma dalla Russia, questo ha creato e sta creando grosse difficoltà. Noi oggi dobbiamo valorizzare con quello che abbiamo, e quindi cercheremo di valorizzare il mancato fertilizzante dell'urea, che è un principio importante di concimazione dei nostri prodotti, con il letame e il liquame delle nostre aziende agricole, perché l'altra concimazione che i nostri vecchi ci insegnavano sempre era quello del letame o del liquame degli allevamenti che ogni azienda e che ogni famiglia aveva. Quindi su questo dobbiamo intervenire in maniera importante, ecco, con
un intervento importante su questo settore. Ma cos'è anche un passaggio culturale per molti, perché ormai si è abituati anche in un certo modo, quindi magari si pagano tantissimo dei prodotti e materie prime quando si potrebbero trovare strategie alternative ripescando del passato, oppure... Sì, guardi, i concimi sono anche elementi importanti per la produzione, perché danno l'elemento attivo quasi immediato, mentre per quanto riguarda l'etame e liquame necessita di un periodo abbastanza importante prima che la pianta assorba il principio attivo, l'azoto, il fosforo o il potassio, e quindi ecco, uno degli elementi è questo. Però ricordo sempre che per quanto riguarda i nostri terreni la concimazione organica, e quindi letame e liquame, serve anche per la valorizzazione del suolo e serve per la non desertificazione dei nostri suoli. Ricordiamo sempre che nel Veneto una parte della nostra pianura veneta è già desertificata e quindi manca di sostanza organica, e quindi dobbiamo intervenire anche in questo caso con politiche specifiche da parte del piano di sviluppo rurale, da parte della Regione Veneto, per incentivare e valorizzare la concimazione organica per superare a queste difficoltà anche di tipo tecnico-agronomico. Allora, abbiamo affrontato questi ambiti. C'è un altro settore dove c'è stata invece una cosa, penso che sia anche positiva, perché almeno l'avete salutata come tale, la riforma della legge regionale sugli agriturismi, no? Che sono una realtà, ne abbiamo parlato anche parecchie volte, una realtà importantissima. I numeri sono numeri anche di tutto rispetto, e anche l'indotto, il fatturato che portano. Cosa è successo sostanzialmente? Beh, allora, gli agriturismi sono circa 1500-1600 a livello veneto. Sono elementi importanti del nostro territorio, e all'interno dell'agriturismo, in cui c'è un'azienda, in cui all'interno dell'agriturismo si può fare ristorazione, si può fare camere e anche alloggi o pernottamenti con agricampeggi e quant'altro, dà il senso anche di un turismo diverso e un turismo ricercato a livello europeo, perché sempre di più i consumatori o soprattutto i cittadini vanno alla ricerca dei terreni, vanno alla ricerca della natura, vanno alla ricerca di quelle parti del territorio in cui c'è un legame profondo tra l'azienda agricola e il territorio. Quindi gli agriturismi servono a questo, oltre al reddito dell'azienda. Ricordiamo sempre che chi fa agriturismo, il primo reddito è quello dell'attività agricola sua. Poi viene anche il reddito dell'agriturismo, ma il primo reddito è quello dell'azienda. E quindi la valorizzazione di agriturismi vuol dire valorizzare un turismo diverso, valorizzare una cultura anche diversa rispetto anche a un rapporto che il cittadino deve avere con la natura, vuol dire valorizzare anche quei settori, l'oliturismo e quindi l'olio, l'enoturismo e quindi il vino, e il turismo rurale, e quindi tutte quelle parti particolari del turismo all'interno del settore agricolo che valorizzano tutto questo. E quindi questa legge va proprio su la riforma o l'implementazione della legge regionale va proprio a valorizzare tutto quanto questo, e quindi nessuno deve preoccuparsi del numero dei pasti e del numero delle camere o delle stanze o del numero delle persone che usufruiscono del turismo, perché il turismo rurale generalmente varia dal 3 al 5% del turismo complessivo, del numero di persone complessive a livello veneto. Perché è destato invece tanto fastidio? A volte c'è anche poca informazione su tutto quanto questo. Però gli addetti ai lavori dovrebbero averla, noi pensiamo invece che sia un valore aggiunto, perché sicuramente un'azienda agrituristica non fa un'azienda agrituristica sulla piazza a Padova o sulla piazza a Treviso, ma in mezzo ai campi, in mezzo al territorio, in mezzo alla pianura, e quindi voglio dire non va a disturbare assolutamente, e come c'è giusto che sia, altre imprese che correttamente gli albergatori, i ristoratori devono trarre anche loro vantaggio su questo. Però ricordo che se noi mettiamo insieme i ristoratori, gli albergatori e gli agriturismi, il settore rurale, il turismo rurale, penso che sia un binomio vincente, perché la valorizzazione di tutto quanto questo può portare e porta sicuramente anche persone nuove che possono andare a vedere anche luoghi di cultura diversi, e non solo l'azienda agrituristica ma anche i nostri ristoranti e i nostri alberghi, che sono tra i primi d'Italia ed in Europa.
perché tra l'altro resta sempre una percentuale che deve essere dell'agriturismo, no? Di produzione propria, e un'altra di anche di aziende agricole limitrofe, no? Quindi guardi, uno che va su un'azienda agrituristica teoricamente e praticamente dovrebbe trovare la gran parte del loro prodotto di quell'azienda là. Questa legge prevede che il 50% del prodotto agricolo sia dell'azienda agricola, il 15% può essere anche di altre aziende agricole del territorio e quindi con prodotti DOP e IGP, DOP denominazione di origine protetta o indicazione geografica territoriale, e solo il 15% può essere prodotto anche all'esterno dell'attività agricola, quindi solo una piccolissima parte di quel prodotto può essere all'esterno, tutto il resto deve essere delle aziende agricole, però questo deve essere, questo dovrà diventa essere... anche è il punto di forza, insomma. Assolutamente sì, è un punto di forza, perché vede, oggi si parla anche di ciclo amatoriali, di tutto un turismo che va su percorsi anche di santuari ed altro importantissimi. È un'azienda, una persona si ferma su un'azienda agrituristica, si ferma anche a Campo San Piero, se non a Padova, in centro a Padova, dove può ristorare o dove può andare alloggio. Quindi noi abbiamo la necessità oggi di prendere anche quel turismo, e penso che questa risposta concreta la si può dare con le aziende agrituristiche del nostro territorio. Bene, grazie direttore. Torniamo su questi temi, ce ne sono anche altri da valutare insieme. Voi, se volete fare delle domande specifiche, leggiamo anche i vostri messaggi. Pubblicità.